Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio, verrà eseguita martedì sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne, trovata senza vita nel bosco a Teolo, impiccata a un albero. La procura è già ragionevolmente certa che non siano coinvolte altre persone, che si tratti di un gesto volontario, ma si cerca la conferma definitiva. L'ultimo particolare che emerge è quello di un cerotto trovato sulla bocca della ragazza, che potrebbe esserselo applicato da sola. Il giorno dei funerali, ancora da stabilire, sarà proclamato il lutto cittadino a Teolo, mentre i familiari hanno deposto dei fiori sul luogo del ritrovamento, mantenendo però il silenzio. Al di là di questo dramma e più in generale, il pensiero corre ai tanti giovani colpiti dal disagio, un fenomeno del quale per fortuna si parla sempre di più. I ragazzi si trovano ad affrontare in questi ultimi anni un mondo un po' diverso da quello delle generazioni precedenti, un mondo in cui le prestazioni sono importanti, ogni cosa che noi consideravamo privata in passato è diventata pubblica tramite i social, in cui si sentono spesso sotto un giudizio permanente dei propri pari. E le famiglie cosa possono fare? Come possono aiutare i propri figli? Le famiglie devono in primo luogo uscire dalla logica del senso di colpa, nel senso che è normale attribuirsi una responsabilità, ed è giusto che ci sia chiaramente da un lato una responsabilità, ma uscendo anche dalla logica che ogni forma di disagio sia sempre prevedibile o controllabile. È importante che ci sia uno spazio che crei prevenzione. Ecco, diciamo che la prevenzione del disagio giovanile non passa dalla previsione puntuale di ogni singolo evento o dalla possibilità di annullarlo magicamente. Insomma, del disagio occorre parlare, il malessere dei giovani deve poter uscire allo scoperto e trovare ascolto. Possiamo imparare a parlare del nostro disagio, del nostro malessere, senza patologizzarlo, stigmatizzarlo o considerarlo necessariamente qualcosa di cui vergognarsi. Al contrario, parlare del disagio e dare uno spazio di ascolto al disagio diventa la forma di prevenzione più potente che abbiamo.